tra le varie famiglie di manoscritti in volgare settentrionale troviamo due famiglie venete. Sono le famiglie V e VB, così indicate dagli studiosi. La prima, V, è in realtà trasmessa da un solo manoscritto, realizzato nella seconda metà del 400 a Venezia e che oggi si trova a Berlino. Però questo manoscritto appartenne a due collezioni librarie molto importanti della città, la collezione del senatore Jacopo Soranzo e quella dell'abate Luigi Canonici. Questo codice è molto interessante anche per altre ragioni, perché conserva una serie di piccole aggiunte che non troviamo nel milione franco-italiano, il milione nato dalla collaborazione di Marco e di Rustichello da Pisa. Queste aggiunte sembrano riconducibili a un lavoro fatto da Marco Polo insieme ai frati domenicani di Santi Giovanni e Paolo. Il secondo gruppo è una famiglia di codici di area più probabilmente veneta di terraferma. Alcuni manoscritti sono realizzati a Padova e si chiama VB. È una versione che ha tra le ragioni di interesse il fatto che uno dei manoscritti venne acquistato dal figlio di Cristoforo Colombo, Fernando, ed è così che il codice arrivò da Padova a Siviglia.